La tabella di marcia sarà rispettata e i principali intoppi sono ormai dietro le spalle. Lo ha annunciato alla seconda commissione del Consiglio regionale l'ingegner Roberto Linetto, provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Nord-Est. Dopo le vicende giudiziarie che negli scorsi anni avevano portato a ulteriori ritardi nel cronoprogramma, il sistema di dighe mobili dovrebbe essere dunque operativo alla fine del 2018. Le cose che più ci hanno inquietato è il fatto, primo, che non sappiamo quanto costerà ai cittadini la manutenzione annuale di quest'opera, si parla dai 50 ai 100 milioni di euro l'anno. E seconda cosa, a 2 anni dal termine dei lavori non sappiamo ancora a chi verrà consegnato questo progetto, ovvero chi gestirà questa importante opera unica al mondo. Credo che da questo punto di vista sia arrivato il momento anche di pensare al dopo la realizzazione, quindi a quella che è la manutenzione, la gestione. E oggi la proposta di iniziare concretamente a pensare e a riflettere che la politica nazionale e regionale inizi a pensare alla costituzione di una società mista pubblico-privato per la futura gestione e manutenzione del Mose è credo una priorità che la politica regionale dovrà nel corso dei prossimi mesi affrontare. Tra le file della maggioranza c'è chi pensa fin d'ora a una società partecipata dalla Regione. Un'eventualità che porterebbe all'ennesimo scontro istituzionale con il Comune di Venezia, il cui sindaco Luigi Brugnaro ha già chiesto al Ministero delle Infrastrutture di affidare a Cafarsetti la gestione dell'opera.